lontano dal traffico cosmopolita di Venezia, oltre gli isolotti di fango che la marea periodicamente scopre, sorpassato il cimitero, in tutto il suo tripudio di verde e di luce, c'è l'isola di San Francesco del deserto. Aggirando le secche di fango che sembrano quasi cingerla a proteggerla, la si scopre a poco quest'isoletta del miracolo, vera gamma della laguna, nido solitario di pace in mezzo all'incantevole serenità dei cieli e delle acque. Accanto le è Burano, smagliante di colori e patria dei celeberrimi meravigliosi pizzi. Viene incontro al visitatore un senso di mistica pace che crea un'atmosfera di attesa che nemmeno il garrulo trillare degli uccelli riesce a turbare. Forse fu questo argine fatto di pietre malamente squadrate quello che San Francesco calpestò appena sbarcato su questa isoletta, di ritorno dall'infocate terre d'Oriente. Narra la leggenda che subito dopo lo sbarco San Francesco e il suo fedele fraticello si piegarono in ginocchio a rendere lode a Dio e che disturbando il canto gioioso degli uccellini, il raccoglimento del santo, questi si rivolse loro: frati uccelli, ristate dal canto finché noi avremo finito di rendere a Dio le debite lodi. E che le bestiole tacquero rispettose fino a che il santo non diede loro licenza. E narrano ancora le storie che dopo quel primo prodigio operato dal santo sull'isola, 100 altri ancora ne avvennero tra quei buoni frati che del poverello seguirono la vocazione. Da quel lontano anno del 200 essi sono sempre rimasti qui. Pietra su pietra hanno edificato questo convento, questi chiostri splendidi nella loro mistica semplicità. Sono rimasti qui in quest'eremo di pace a meditare, a pregare nella continua imitazione spirituale del grande santo che in questo stesso luogo, ove ora è la sua effigie, soleva tenere i suoi colloqui con l'Eterno. Tutto quello che noi vediamo è opera dei buoni frati. Questo chiostro di una semplicità che incanta, questo pozzo e l'ardito campanile svettante contro il cielo. Eccoli i nuovi fratelli di frate Francesco, in serena meditazione nei luoghi che a lui furono più cari e dove la sua santità operò miracoli, come quello del pino che germogliò rigoglioso dal suo bastone di pellegrino dopo che egli lo ebbe piantato in terra. Che nell'isola di San Francesco nel deserto ci sia aria di miracolo, lo abbiamo avvertito allo sbarco. E qui intorno tutto ci parla di fatti prodigiosi. Ha certamente del prodigioso quello che il lavoro dei frati ha prodotto: il convento, il giardino, la vigna, l'orto. E i frutti di quell'orto, come questa colossale zucca, tanto grande da meravigliare persino i buoni fraticelli, che niente e nulla riesce mai a scuotere. Ed è per un miracolo continuamente rinnovantesi che i religiosi riescono a vivere. Infatti,
gli scarni risultati del loro lavoro non sarebbero di per sé sufficienti a mantenerli, se non intervenisse la questua che quotidianamente, a turno, essi effettuano visitando le isole vicine. Da centinaia di anni essi hanno fatto così. Dall'antico portale sul canale escono a coppie sul vecchio barchino con il buono e il cattivo tempo per rinnovare nella richiesta della carità la profferta della loro povertà e della loro umiltà. Dalla pacatezza dei loro gesti traspare la sicurezza di chi nella pace infinita dell'isola, nella placida dolcezza dell'abbandono in Dio, ha trovato la perfetta letizia. Nulla turba la tranquillità della loro vita equamente divisa tra la preghiera, il lavoro e la questua. Ma talvolta, come oggi, capita per qualche giovane novizio l'avvenimento lungamente desiderato. Assistere al passaggio della processione del Santissimo Sacramento, che sfila lungo gli argini di Sant'Erasmo la vicina ridente isoletta. È quasi sera. Per oggi la questua è finita. Ai contadini, agli artigiani, ai pescatori che popolano le isolette vicine, non è ignota l'intima gioia dell'offerta fatta col cuore, e il barchino dei nostri due frati rientra carico all'isola della pace. È quasi l'ora del vespro. È l'ora questa in cui più che mai i frati di San Francesco si sentono vicini a Dio e al Santo della Povertà, e nel loro mistico fervore hanno una commovente ingenuità di atteggiamenti che ha il sapore di una rievocazione. Non è vero, frate Lupo? Non è così, nostra sorella Tortora? Il sole che muore accende dei più fantastici colori le acque della laguna. Lontano all'orizzonte, quasi invisibile nel balenio del tramonto, è Venezia, la grande regina dei mari, attorno a cui tutto è passato: grandezza, arte, prosperità, fasti, impero. Ma l'isola del silenzio e della pace è rimasta sola, sempre uguale a se stessa nei secoli, privilegiata superstite delle vicissitudini del tempo e sorridente attorno a lei la serenità delle acque e dei cieli, limpidi abissi in cui la storia degli uomini si perde.